Buonasera a tutti gli amici del Grande Basket, seconda semifinale del torneo di Caorle, Trofeo Sport System. Si affrontano la DeLonghi Treviso e la Open Job Metis Varese. Diamo un'occhiata ai quintetti che sono scesi in campo per i padroni di casa in maglia blu di Treviso. Questa sera John Brown, Lorenzo De Zardo, Musso, Fantinelli e Bruttini. Dall'altra parte la conclusione tentata e segnata da Stano Coie, Kyle Tyler, Giancarlo Ferrero, Cameron Wells e Antabia Waller. In palleggio il capitano trevigiano Fantinelli, riceve il pallone Bruttini, ancora Fantinelli in possesso di palla, su di lui il gioco alto e basso che intendeva servire John Brown. Viene mandato in lunetta il nuovo arrivo dalla Virtus Roma, protagonista di un precampionato finora ottimo, il numero 0. Lunetta per due personali. Ricordiamo che nella prima semifinale i russi dell'Outdoor Saratov hanno battuto la Re Venezia, che dunque domani sarà impegnata nella finale del terzo quarto posto. 2 su 2 per John Brown, 3 a 2 per la compagine varesina allenata da Attilio Caia. Waller trova il numero 21 Giancarlo Ferrero, che segna da 2 dalla media distanza. Dunque 5 a 2. Fantinelli prova la penetrazione, ancora il giocatore con il numero 13 che riesce a recuperare il pallone, gli viene portato via. Fantinelli, un avvio di partita un po' incerto, reduce da qualche problema fisico Fantinelli. Musso, nuovo acquisto, autentico cross di Musso, che qui però compie una giocata difensiva di buon rilievo, recupera il pallone, ancora Fantinelli, il suo floater, buono il canestro per Fantinelli, uno dei suoi movimenti caratteristici, la lacrima che si insacca. Ora a disposizione anche un libero aggiuntivo, il numero 13, l'anima della DeLonghi in queste stagioni ai vertici della Serie 2. Wells, giocatore proveniente dal campionato tedesco, GSN 46ers. Sotto canestro, trova Kyle Tyler. Molto efficace nel suo movimento sotto le planche. Ha un vantaggio fisico, di stazza fisica notevole nei confronti di Brown, che qui si prende un tiro, non lo trova, il rimbalzo è dell'attivissimo Cameron Wells. Primo fallo per Fantinelli. Dicevamo che un precampionato molto positivo per l'Open Job Metis Varese, 5 vittorie in 6 partite. Di recente si è aggiudicata la quarta edizione del Memorial Aldo Di Bella, con un successo netto sulla Fiat Torino, quasi un trentello rifilato alla formazione allenata da coach Banchi. Recupera il pallone De Zardo, anche lui reduce da un doppio brutto infortunio. Serve Brown, trova 2 punti. E Treviso che impatta a quota 7, 7:30 sul cronometro in questa seconda semifinale del torneo Città di Caorle, Trofeo Sport System. C'è un fallo di Brown sul tentativo di conclusione di Ferrero. Giocatore piemontese,
in lunetta Giancarlo Ferrero, classe 1988, sbaglia il primo, il numero 21 in maglia biancorossa. È entrato nel frattempo anche Matteo Tambone, anche lui un nuovo arrivo in maglia varesina, proveniente da un ottimo campionato con la Orasi Ravenna. Qui l'anticipo di Ferrero su Bruttini. Rimessa in fase offensiva per la De Longhi. Musso trova Fantinelli sulla linea di fondo, no look per Brown, controtempo che non riesce, rimbalza di Tambone. Okoye di ritorno a Varese dopo un anno a Udine, e una sorta di autocanestro di Bravo che tentava di catturare il rimbalzo. 9-7, vantaggio varesino. Musso trova De Zardo alla linea dei 3 punti, non va. Il tentativo del talento classe 99. Ancora non al meglio. Giocatore che ha bisogno di ritrovare il ritmo gara, praticamente un anno in cui ha giocato veramente pochissimo. Il fallo è di Bruttini su Tyler Kane. Tyler Kane invece proviene dal campionato francese, dallo Chalon-Reims. Giocatore che può garantire anche una doppia di media, molto solido sotto le planche. È entrato il tiratore Alex Abramovic, ha fatto subito vedere di che pasta è fatto dalla linea dei 3 punti. Giocatore molto interessante, ha mostrato anche nella scorsa stagione ottime doti balistiche. Musso sembra un po' non in grande vena, l'italo argentino. Anche lui uno dei volti nuovi a disposizione di coach Pillastrini, da Ferentino, ma con un passato nella massima serie italiana. Un giocatore di esperienza, ma coach Pillastrini vuole testare i suoi giovani in campo. Anche il numero 11 Federico Poser. 5 sul cronometro del primo quarto, 12-7 per la De Longhi, che qui prova la conclusione con Fantinelli. Recupera il rimbalzo, Poser si trova bene a rimbalzo. Il tap-in dopo la conclusione, l'appoggio errato di Poser. Recupera il pallone. Musso pareggia a quota 12. Time out per coach Caia. Ci vuole vedere chiaro in questo primo quarto. Le due squadre si stanno affrontando a viso aperto. Treviso che è reduce da un amichevole infrasettimanale a Ferrara con
Molti assenti in casa trevigiana. Fantinelli, Nicolic, Negri, Bruttini e anche Imbrò. Terminata con un più 13 per la compagine estense. In precedenza per Treviso anche il terzo posto al torneo di Lugo. Fanno il suo esordio quest'oggi Gerardo Sabatini e Matteo Imbrò. Hollis, anche lui ne è entrato. Tambone, Avramovic da 3 punti non va. Rimbalzo è per il siciliano Imbrò. Poser contro di lui il nuovo entrato Pell. Tambone, Okoye, Varese che prova il piccolo alto per Pell, sfruttare tutto il suo atletismo, capisce tutto Brown. Ancora il numero 0, Sabatini da 3 punti, una delle specialità della casa, non va. Il ribalzo è per Okoye, fasi un po' confuse di gioco, recupera il pallone Musso, prova a ragionare Matteo Imbrò. Sabatini, palleggio, resto e tiro del giocatore di scuola Bologna. Con il numero 1, Tambone in penetrazione con autorità, fino al ferro. Matteo Tambone. Dimostra quanto di buono ha fatto vedere nella scorsa stagione allora sì Ravenna. Rimessa per la De Longhi, palla molto rischiosa perché lenta, infrazione di campo di Bernardo Musso, ma pallone abbastanza prevedibile di Sabatini. Riceve il pallone Hollis con l'end off per Tambone. Okoye, Pell, giocatore certamente verticale e atletico ma non dotato di gran trattamento di palla. Okoye invece uno che abbina la tecnica all'atletismo. Galleggia in aria il giocatore con il numero 11, che guadagna anche 2 liberi. Il primo è a bersaglio. 15 Open Job Metis, 12 Treviso. 2 su 2. (16-12), 2:20 sul cronometro. Ancora Imbrò. Prova a battere Okoye. Ancora Sabatini per Imbrò, prova la tripla, sbilenca un cross. Qualche idea un po' confusa per Treviso in attacco. Prova a punirlo dall'altra parte subito Varese. Pell, movimento troppo scolastico, non vedi nemmeno il ferro. Può ripartire Treviso in contropiede. Brown ancora contro Pell, non va. Tambone prova penetrazione, Tambone scarica su Okoye da 3 punti. Varese al massimo vantaggio, più 7.
con la tripla dell'ex Apo Udine. Brown non riesce a recuperare il pallone di Poser. Brutta palla persa del classe 99 a disposizione di coach Pilastrini. Torna in campo Bruttini e Fantinelli. Avramovic, Hollis. Arriva alla doppia cifra di vantaggio Varese. Imbrò, ancora Sabatini, meno di un minuto al termine del primo quarto. Bruttini recupera un fallo di Pell. Ruota i suoi giovani coach Pilastrini. Entra in campo il 2-11. Simone Barbante. Conclusione trevigiana, segno. -8. 20 secondi da giocare. Pell prova il movimento di puro atletismo. Guadagna un fallo. Andrà in lunetta per 2 personali, dove non è esattamente un grandissimo tiratore. È corto il primo. Infatti per Norvel Pell. Buono invece il secondo. Ultimo possesso presumibilmente del primo quarto per la De Longhi. Sabatini prova la penetrazione. 1 secondo e 6 sul cronometro. Pallone abbastanza azzardato di Sabatini. Esce Barbante, torna in campo Brown e c'è una bella rimessa di Treviso. Il salto di Brown che trasforma in tap-in la bella rimessa. 23 Varese, 16 Treviso. Primo quarto abbastanza dominato dagli uomini di Attilio Caia, che comunque non sembrano aver dato una scossa già importante alla partita, che appunto ha visto solo i primi 10 minuti. Certamente la De Longhi ha fatto ruotare parecchio i suoi giocatori, dando fiducia ai giovani come Poser, Barbante e De Zardo. Li vuole testare il coach Pilastrini in questo avvio di stagione. Vuole capire cosa possono dare anche i giovani. La stagione sarà lunga e ricca di insidie e dunque sarà veramente bisognosa la De Longhi di avere minuti da tutti quanti. In panchina ovviamente anche Eugenio Rota, piccolo playmaker, anche lui nell'orbita della prima squadra.
uno degli elementi cardine dell'Under 18 quest'anno. L'Under 18 che ha dovuto fare a meno a lungo di De Zardo, davvero penalizzato nell'ultimo anno dagli infortuni. Riprende il gioco sul 23 per Varese. C'è un fallo di Avramovic, il primo fallo per il giocatore serbo. Sabatini. Pick-and-roll alto, Imbro, Bruttini. Pallone gettato alle ortiche da Imbro. Deve ancora prendere le misure Matteo Imbro con i suoi compagni di squadra. Ci sta, siamo appena in avvio di stagione. Tambone sembra già padrone in cabina di regia, giocatore, come abbiamo detto, in ascesa. È entrato il numero 8 Nicola Natali, uno che sa fare canestro, anche lui, classe 88. Trova 2 punti Nicola Natali. Fantinelli prova a portare in post basso Tambone, che però ha buon fisico. Fantinelli si butta indietro. Canestro d'applausi in post basso da Fantinelli, di Fantinelli. Barbante con l'intervento di piede. Natali, Avramovic ci prova Tambone dalla distanza, non vale, rimbalzo è però dell'ex cantorino Damian Hollis. Ancora Pell, movimento di fisico, si prende la linea di fondo e schiaccia in testa a Simone Barbante. Azione di prepotenza atletica di Pell nei confronti del giovane Barbante. Sabatini da 3 punti, la tripla di Gerardo Sabatini, che si iscrive a referto questa conclusione. Cambio per la De Longhi, torna in campo Musso. Diciamo, giocherà parecchi minuti da ala piccola questa sera, vista l'indisponibilità di Michele Antonutti. Hollis dalla punta non trova il canestro, ma Pell che recupera il pallone e deposita nel canestro. Gran rimbalzo del numero 5 che mette a segno 2 punti. Bro, Sabatini, 7:20 sul cronometro. Autentica follia di Sabatini, regala il pallone a Varese in contropiede. Gli viene sporcato il pallone, il tentativo di penetrazione di Avramovic. Cambio ancora per Treviso, torna in campo John Brown. C'è bisogno del suo atletismo sotto le planche per contrastare uno come Pell.
Natali da 3 punti, ci prova sullo scarico di Avramovic, il rimbalzo per Matteo Imbrò, fa partire lui la transizione. Sabatini ha tanto spazio, c'è su di lui Pell che sconsiglia qualche tentativo di penetrazione. Doppio cambio per Varese. Torna in campo Waller e Giancarlo Ferrero. Waller, giocatore proveniente dal Montenegrini del Mornar Bar. Pell. Tambone, forse un passo in più, infatti. Viene ravvisato dalla terna arbitrale formata da Alessandro Vicino di Bologna, Gabriele Bettini di Bologna e Matteo Boninsegna di Milano. (30 Open Job Metis, 21 De Longhi Treviso, 6 minuti, poco più sul cronometro del secondo periodo, in questa seconda semifinale del torneo di Caorle, trofeo Sport System. Il fallo è di Ferrero. Cambio tra le fila dei Longhi, torna in campo De Zardo. Sabatini, bel semigancio di Sabatini, dimostra di avere anche un ottimo tocco di polpastrelli. Riporta Treviso a -7. Tambone contro di lui Sabatini, ancora contro la zona di Treviso. Ora Wells, Waller, Okoye, anzi no, Okoye si è sistemato in panchina, quasi quintetto base per coach Caia in campo, con un Ferrero che ci prova dalla distanza, non va. Il tap out tentato da Tyler Kane è preda però dei giocatori di Treviso che ripartono con De Zardo. Tenta la penetrazione De Zardo, John Brown prende bene posizione, zompo a canestro di Brown. Brown che nel primo tempo aveva segnato ben 8 punti, va in doppia cifra con questa. Kane però fa la voce grossa sotto le planche dall'altra parte e guadagna 2 tiri liberi. Il lunetta Tyler Kane, dicevamo prima, proveniente dal campionato francese, dallo Chalon Reims. Poco meno di 10 punti a gara e 7 rimbalzi per il giocatore con il numero 16. Sabatini lo tiene tanto in campo coach Pilastrini. Poser, su di lui Ferrero, ancora Brown, prova la conclusione dalla distanza, non va, va a rimbalzo Poser, gli rubano però il pallone. Il rimbalzo è preda del numero 24 Waller. La conclusione di Ferrero da 3 punti mette a segno la tripla Giancarlo Ferrero. A più 10 di nuovo Varese. Fallo nel frattempo di Ferrero, uscito un po' troppo forte su Musso.
la rimessa. Dicevamo un buon periodo per la formazione lombarda. 5 vittorie su 6 partite nel precampionato. Sinora per coach Caia, che sta trovando mano a mano l'amalgama per cominciare al meglio la stagione. Qui Ferrero commenta ingenuità, commette fallo sulla penetrazione dell'ex pesarese Musso, che fa 1 su 2. Molto tranquillo questa sera Musso. Natali guarda il canestro, trova Waller, centro area. 2 punti per il numero 24. Musso si arresta, prova la conclusione, 2 punti. Il giocatore dotato di ottima mano, Bernardo Musso. Ancora Ferrero, prova a servire sotto Tyler Kane, che è difficile da marcare dai lunghi di Treviso. C'è un time out chiamato dalla panchina trevigiana. Treviso che deve fare meno anche di Negri, oltre che di Nikolic. Dunque ancora molto da provare in prospettiva campionato per coach Pillastrini, che sta cercando di coinvolgere nel miglior modo tutti i suoi giocatori. Dicevamo che in precedenza Romana Rei è stata sconfitta dal Saratov nella prima semifinale. Dunque la compagine russa allenata da Andrea Mazzon si giocherà il trofeo Sport System domani sera contro la vincente di questa semifinale. Canestro di Ferrero in penetrazione, buona conclusione del 29enne piemontese. Più 11 per l'Open Job Metis. Tentativo di Musso non va, rimbalzo del numero 22 Cameron Wells. Ancora Wells, Okoye. Tentativo del numero 24 Waller, a segno. Massimo vantaggio, più 14 per Varese. Spezza il raddoppio Sabatini, però sulla sua strada c'è Tyler Kane. Musso sbaglia tutto, recupera il pallone Okoye, parte la transizione,
Ferrero dalla media, 2 punti. Mano calda questa sera per il numero 21. 2:19 al termine del primo tempo. Musso ci prova dalla media, non va. L'imbalzo di Kane, riparte Varese. Waller, Wells. Waller da 3 punti, non va. Rimbalzo di Ferrero. Stano Okoye. Tripla di Stano Okoye. Del più 19 per Varese, che sta prendendo il largo. Bruttini prova la penetrazione, il fallo in precedenza. Fallo del numero 16 Tyler Kane. Bruttini, buono il primo per l'ex Virtussino. 2 su 2 per Bruttini, cresciuto nella Virtus Siena. Hollis. Fallo di Musso. Solo in questo momento in bonus Treviso. Fallo ben speso da Musso. C'è il time out di coach Caia sul più 17 per la Open Job Metis. Con poco più di un minuto da giocare nel secondo quarto di questa seconda semifinale del torneo Città di Caorle Trofeo Sport System. Al Palamare Walter Vicentini della cittadina balneare in provincia di Venezia. Le ultime indicazioni dello staff trevigiano. Vediamo coach Pilastrini a colloquio con Gabriele Galligani. Hollis riceve il pallone, su di lui c'è Imbro come esterno della zona. Bruttini lascia libero Okoye e Hollis recupera il rimbalzo e firma il più 19 per Varese. 40 secondi al termine del primo tempo. L'anticipo forte di Kane su Bruttini. Passaggio un po' pigro di Imbro, apparso abbastanza appannato in questo primo tempo.
Matteo Imbrò. Si provvede ad asciugare il terreno di gioco dopo il tuffo di Tyler Kane. La rimessa è per Waller e Wells, la coppia di guardie. Tentativo dalla media del numero 22 Wells, non va. Okoye si butta a canestro, lui strappa il pallone Bruttini, riparte la transizione di Treviso. Forse anche un mezzo passo in più per Bruttini, che trova il canestro. Ultima azione del primo tempo. Fallo offensivo di Hollis, che ha spostato e aggiustato il blocco. Quattro secondi, 3 secondi, Bruttini deve tirare, sbaglia il semiganzo Davide Bruttini. Si chiude qui il primo tempo. Varese saldamente in vantaggio 49-32 sulla DeLonghi Treviso nella seconda semifinale. L'appuntamento è fra qualche minuto per il secondo tempo di questa seconda semifinale tra DeLonghi Treviso e Ope John Mattis Varese, qui dalla Palamara di Caorle.